Benvenuti raga, benvenuti YouTube. Allora, stavo per dire bentornati, ma benvenuti perché questo è il primo tutorial e questo primo tutorial parlerà di come sopravvivere al primo giorno in Minecraft. Quindi innanzitutto apriamo il nostro Minecraft e se non l'avete potete scaricarlo dal link che vi darò. Allora, creiamo un nuovo mondo, come volete, chiamatelo YouTube. Io mi sa che ce l'ho già YouTube. YouTube Spazio. Ecco, YouTube ce l'avevo quello. Porca. Figa, è caduto l'hard disk. Vabbè, finiti dopo. Allora, vediamo. Qua lasciate pure bianco, non so ancora cosa serva. Voi sto dicendo durante le prove, stavo usando YouTube. Poi non si è dimenticato di cancellarlo, vabbè. Allora, la prima volta ci metterà un po', ma poi inizierà. Poi non vi darà problemi. Allora, a me mi ha formato un posto bellissimo. Vi spiego perché. Allora, lì sono degli alberi che danno della legna ed è fondamentale in questo gioco. Qua c'è della sabbia, qua della neve e qua c'è anche il mare. Quindi c'è cose non fondamentali, ma c'è delle cose che sono molto utili. Qua è nevato, al posto di piovere. Ancora anche lì c'è anche un ghiaccio. Perfetto. Quindi, vabbè, dobbiamo iniziare a costruirci un dove ci proteggeremo oggi. Il primo giorno che giocate Ecco, vedete. Vi consiglio comunque di farlo subito. Prima andiamo a vedere il materiale. Prima non c'era, allora ancora meglio. Allora, vi serviranno molto le pecore, voi le uccidete. Dai, aggancia la mano, pecora. Ok. Tu, schiava. Dammi quella pecora. Muori, stupida pecora. Ok, ne ho visto un'altra. Eccola. Questo servirà per il letto. Vediamo che sono. Accolta di sorpresa. Di la verità. Ok, abbiamo 3 di lana che sono del colore diverso, non ce ne frega niente. Allora, dobbiamo prendere della legna e dobbiamo spaccare qua il legno. Chiamo tenendo premuto il tasto. Noi vediamo lo stesso, questo che si ripete, ma molti fanno l'errore di schiacciare continuamente il tasto. Cioè si può schiacciare continuamente il tasto quando dobbiamo uccidere dei mostri, delle cose così. Ma se no non. Se no non funzionerà, guarda. Allora io se riattiviamo, se riesco a tolti così funziona. Bene, così funziona. Distruggiti, ecco, si distrugge il più possibile, che è la cosa fondamentale in Minecraft. Il legno serve un casino, serve per fare tantissime cose. Poi dico anche quale sarà. Mamma, c'è proprio una grotta vicino a casa. Mamma, chissà. Quante grotte! Oddio, oddio! Oddio, porca miseria! Mi sa che siamo fottuti,
Mi sa che abbiamo uno spawner con mostri dentro casa. Forse ci darà, ci creare i mostri. Vabbè, potete anche benissimo andare dall'altra parte del terra, creando sempre nuovi accampamenti. Allora, la nostra prima azione, cioè il nostro primo obiettivo sarà cliccare E. Cosa succede cliccando E? Abbiamo questo il crafting. Cioè abbiamo questo l'inventario, qualcosa per creare delle cose. Noi dobbiamo prenderne e metterne una e prendiamo questa. Così possiamo fare così e prendere il crafting table, sarebbe il tavolo da lavoro, e lo mettiamo dove vogliamo. Qua così possiamo sempre metterci, possiamo farci tutte le cose che vogliamo. E tipo per esempio la porta che serve così, 3 così e 3 così. La porta la mettiamo visto per il crafting table, tanto ci tornerà in tasca. Vedete, facciamo così. Quindi la porta adesso ci sono noi. Poi adesso devo scavare le nostre altre grotte. Se ne troviamo una, possiamo che bello. Vabbè, prendiamo e mettiamo, io metto il tavolo da lavoro qua, mi organizzo così. Il tavolo da lavoro qua, mi costruisco il letto. Va bene di tutti i colori, c'è il letto, va bene di tutti i colori diversi, tutti uguali, non cambia niente. Allora, qua c'è il letto, qua abbiamo la porta, poi possiamo creare delle candele e poi vediamo come fare. Adesso abbiamo qua la mezza giornata davanti, chiudiamo la porta e vabbè, vediamo qui sopra per vedere un po' per vedere un po' come funziona tutto, dove siamo capitati. Allora, un posto bello alto. Olè. Se vi lagga è semplice non farlo laggare di meno o non farlo laggare, basta dare opzioni e vabbè, io diminuite di 50% questa se siete comodi, oppure anche un po' di meno, io faccio 70, poi io lo lascio 100 visto che a me non lagga, magari lagga un po' perché sto facendo la registrazione, ma vediamo. Render distance, possiamo fare normal, short non vi dovrebbe laggare proprio mai, c'è un tinino, cioè tini è proprio un minimo che non lagga neanche per sogno, sì magari per sogno sì però niente. Allora, io vi consiglio di mettere normal, si vede anche abbastanza lontano. Qua potete mettere il gioco 3D, però si vedono con gli occhialini. Cosa ho fatto? Ok. Dopo una roba che non sapevo, se cliccate qua potete ingrandire, rimpicciolire queste scritte. Io vi consiglio sempre auto, lasciate così, va. Meglio sì, prima di sì. Ecco, stavo dicendo, questo si vede con gli occhialini rosso e blu, cioè rosso cielo, cioè rosso e cielo, sì, è blu, azzurri, vabbè, avete capito. E qua graphic
potete mettere fast, no perché se non lagga, fancy o ci sono fancy o fast, facciamo fancy è meglio. E vabbè, che per questo primo giorno non è ancora tutto, mi sa che mi sono perso. Questo non è da un bravo Minecrafter. Spero di trovare la casa dove che era, di qua. Allora, un nuovo Minecrafter non si deve mai perdere. Ecco, proprio questo. Adesso mi sono ricordato che dovevo fare una roba. Ma qua devo prendere quello che deve essere di là di casa. Credo di sì, forse l'ho ricordata. Forse ricordavo quello di là. Ma io ho un minimo di memoria proprio perfettamente. Spero che voi non vi siete persi. E vabbè, dicevo di fare. Vabbè, e per evitare proprio questo, andate sopra la vostra casa e usando la tecnica salta e costruisci, costruite un palo in alto. Quindi almeno 30. Se vogliamo. E vabbè. A cosa serve questo palo in alto? Quando vi allontanate tanto dalla vostra casa, si costruisce qualcosa di altro, si salta per spazio. Quando vi allontanate dalla casa, potete sempre vedere questo palo. Adesso che non ho niente in tasca e ci ho chiuso in casa, posso fare così. Oh, che stupido! Guardate, ho ritrovato la mia casa. No, non l'ho ritrovata. Allora c'ero vicino alla mia casa. Che scemo. Eccola lì la mia casa. Porca di quella zona. No, non è questa. Oddio, mi sono proprio perso. Mi sono perso definitivamente. Era qua, sono sicuro. Eccola qua. Allora. Qualche parte. Deve essere da queste parti. E questo video tutorial è tutto, vi ho spiegato un po' di robe, ho aspettato molto tempo. Se questi video vi sembrano molto istruttivi potete iscrivervi e commentate, per questo è il mio primo tutorial pubblicato su YouTube. Grazie per la visione e a presto, ci vediamo nei prossimi video. Intanto vi mostro il tramonto, faccio vedere il tramonto, dai che bello, abbastanza bello. Ma ci vuole la musica, c'è la musica, fa niente. Ciao, a presto. Sei un medico, ma porca vacca, non devi morire. Scusate, mio fratello. Vabbè, finito. Sì, però non devi morire. Ciao.